Un sistema di tangenziali trasformerà la viabilità veneta e farà diventare l'autostrada A4 Serenissima un optional per chi vorrà muoversi nel territorio che fu della Serenissima da Padova a Verona. Tangenziali e bretelle di collegamento di ampio respiro e veloce percorrenza che partiranno da Vigonza e arriveranno a Peschiera del Garda. Ma in questi nuovi assi a scorrimento veloce rimane il nodo, anzi il collo di bottiglia di Vicenza Ovest, un tratto di autostrada che spesso va a singhiozzo. Il raddoppio delle corsie può essere anche aggirato con l'ultima proposta fatta dalla Giunta Variati e pervenuta alla Commissione VIA di impatto ambientale della Regione Veneto, che ha effettuato dei sopralluoghi per verificare la fattibilità del progetto, stimato al momento 2 milioni di euro, come spiega anche il primo cittadino del capoluogo berico. Siccome si devono aumentare le tangenziali, quando si arriva da Milano a Vicenza c'è una brutta curva ed è in quella curva dove poi si entra nel casello di Vicenza Ovest. Io credo che quella parte debba essere un po' rettificata anche per renderla meno pericolosa. Insomma, la rettifica della curva in prossimità di Vicenza Ovest della A4 diventerebbe così un nuovo tratto di tangenziale, un'ipotesi interessante visto il fermento sulle grandi opere pubbliche e le infrastrutture che c'è in Veneto, fermo restando che tutto il Veneto ora deve viaggiare pensando all'alta velocità, alla metropolitana di superficie e, dopo il passante, anche a tutto questo nuovo sistema viario.